Tizio e Stefano Pibi, rispettivamente di P-Bread, che è qui in Viale Colombo, quindi a 2 passi, e poi di Trizio, insomma, ugualmente vicinissimo. In che via sei che non me la ricordo? Via Crispi. Via Crispi, perdonami, ma sono continentale, e via Baccaredda, il secondo locale, mi ricorda giustamente Sì. il collega Enrico, e stasera faremo una grande degustazione, ve lo dico già. Allora, distribuiamo questi fogli e facciamo un applauso, insomma, a Stefano e a Piero. Grazie. E benvenute a tutti e a tutti. Praticamente siamo andati in sold out. Hai visto? Bene così, non avete avuto abbastanza di Natale. Santo Stefano. Io basta. Piero, tu come stai? Io dicevo proprio prima, ne parlavo con Enrico, sto iniziando adesso di nuovo a vivere, nel senso è una sensazione bruttissima, cioè bruttissima, è una sensazione strana non vivere per 4 settimane, cioè nel senso ormai andavo a inerzia, quindi andavo a letto, mangiavo, doccia e in laboratorio, andavo a letto, doccia, tutto questo per 4 settimane. È da 4-5 giorni che è come se sto ricominciando un po' a vivere, è una sensazione che non mi ricordavo come... Sì, diciamo per noi lievitisti, pasticceri, lievitisti in questo periodo ovviamente è il periodo un po' più stressante e più importante dell'anno, perché comunque il panettone ha bisogno di star dietro, ma non tanto il panettone, ma è il lievito madre, appunto. Ecco perché certo stiamo ora portando dei panettoni, ma ovviamente se non partiamo da un lievito madre che Stefano ci ha anche portato, è diciamo la base, il punto di partenza per un grande lievitato, non solo il panettone, anche ovviamente il pandoro, anche la colomba, la veneziana, quindi diciamo partiamo dal lievito madre, quindi ha bisogno di cura, ha bisogno di... Poi l'impasto del panettone è un impasto che tende a... cioè ti porta via tutto il tempo, cioè alla fine veramente ci si impiega 3 giorni, cioè nel momento in cui iniziamo domani per partire con un panettone, ora magari se abbiamo modo, non so se c'è anche una lavagna o... no, vero? No. Capire un po' i processi, quello che ci porta prima di avere questo prodotto finito, devono passare 3 giorni, quindi Stefano volevi... Sì. No, il succo è quello, no? Fondamentalmente perché è così complicato fare un panettone? Un panettone è quello che viene chiamato la laurea del lievitista, ok? Perché è complicato? Perché uno dice faccio il pane, farina, acqua, lievito, lievita, tutto bene. Percentuale maggiore è la farina, giusto? Quindi io metto il lievito e in qualche modo un prodotto lievitato viene fuori. Un panettone, no? Poi chi più chi meno, di farina, ne ha un panettone da 1 chilo, ne ha 200 grammi, ok? Il 20%. Tutto il resto è burro, tuorli, zucchero, uvetta, canditi, eccetera, eccetera, miele, aromi. Quindi voi pensate bene che questi 200 grammi di farina devono sorreggere tutto questo popò di roba, ok? Devono tenere su tutti questi ingredienti. Ed è quello il motivo per cui ci vuole anche molto tempo. Perché per fare un impasto noi potremmo anche prendere tutti gli ingredienti che servono per il panettone, impastarli tutti insieme, ma il lievito non ce la farebbe, morirebbe, perché c'è una così tanta quantità di zuccheri e di altri ingredienti che non riuscirebbe a tirarli su. E quindi dobbiamo, prima di tutto, curare il lievito per giorni, prima di arrivare al giorno dell'impasto vero e proprio, no? Dove facciamo 3 impasti successivi, alcuni ne fanno 2, ma comunque diciamo 3 rinfreschi per arrivare a un lievito in salute come questo, ok? Dopodiché facciamo un impasto con una parte degli ingredienti, ok?
Quell'impasto lievita tutta la notte perché già c'è tantissimo burro, c'è tanto zucchero e ci sono tanti tuorli. Lievita tutta la notte, la mattina dopo facciamo un altro impasto dove aggiungiamo tutti gli altri ingredienti che non avevamo messo nel primo impasto. A quel punto facciamo le forme, le mettiamo dentro i pirottini e facciamo lievitare ancora tutto il giorno. La notte o quando è, facciamo le cotture e poi a quel punto prendiamo il nostro bel panettone, dopo che è cotto lo dobbiamo mettere a testa in giù. Perché? Proprio perché ci sono solo 200 grammi di farina là dentro e non reggerebbero tutto il peso di quello che c'è. Quindi noi dobbiamo metterlo a testa in giù per farlo raffreddare, per fare in modo che si solidifichi e rimanga e tenga questa bellissima forma. Poi dopo, se volete, vi racconto come nasce questa cosa qui. Io volevo aggiungere, del appunto, panettone. in base a quello che stava dicendo Stefano, il perché. Nel senso, Stefano ha detto cioè non è possibile fare il panettone in un giorno. Perché? Perché appunto è un impasto ricco di zuccheri e di grassi. Quindi un impasto completamente a lievito di birra sì è possibile, ma non si otterrà mai un prodotto qualitativamente parlando come un panettone completamente a lievito madre. Quindi partiamo alle 5 del mattino. 5 del mattino cosa si fa? Si fa appunto il primo starter, chiamiamolo così. Dopodiché aver impastato una parte di lievito, una parte di farina e un 35% di acqua circa, lo andiamo a mettere in cella di lievitazione. Lo faremo fermentare per per 3 ore normalmente. Deve raddoppiare il suo volume iniziale il lievito. Quindi iniziamo alle 5, 3 ore, 8 del mattino, finché si rinfresca nuovamente, passano altri 10 minuti, un quarto d'ora, 8:15, 11:15, nuovamente, quindi questo è il primo starter. Voglio un attimo, mi dilungo un po' di più per capire quello che c'è dietro, perché molte volte sì, panettone sta arrivando a prezzi un po' più alti rispetto a un panettone industriale, ma vogliamo anche un po' spiegare quello che c'è dietro, oltre ai prezzi degli ingredienti che stanno arrivando a prezzi, cioè sta arrivando veramente a prezzi esorbitanti, il prezzo del burro, il prezzo del tuorlo, il prezzo della frutta. Quindi quello che c'è dietro anche da un punto di vista pratico. Quindi secondo starter, 11:30, 11:30, 12:30, 13, 14:30, primo impasto. Quindi partiamo alle 5 per iniziare a impastare circa alle 14:30-15. Dopo aver fatto questo primo impasto, normalmente il primo impasto dura dai 45 ai 50 minuti, un'ora. Questo primo impasto viene lasciato fermentare appunto per 12-15 ore a 25 gradi circa, quindi per tutto il giorno. Quindi se noi consideriamo alle 3 finiamo il nostro terzo starter, questo è il terzo starter, poi inizia il primo impasto. Finiamo di impastare alle 4, 4 e un quarto, quindi devono passare 12-15 ore, quindi vuol dire che alle 5 del mattino, alle 6 del mattino del giorno dopo, il nostro primo impasto è pronto per essere nuovamente impastato con l'altra parte di ingredienti. Quindi dovremmo rimettere altro tuorlo, altra farina, altro zucchero, altro burro e poi si fa l'impasto finale. Quindi si mettono anche appunto le sospensioni. Sospensioni sarebbe la frutta candita, in questo caso se parliamo di impasto classico. E si inizia poi a farlo lasciare riposare, dopodiché viene spezzato. Dopo essere spezzato viene messo nei pirottini e viene fatto lievitare per altre 6 ore circa. Quindi iniziamo a cuocere il nostro panettone praticamente alle 3-4 del pomeriggio. Quindi si finisce, poi dipende quanti
quanti infornati abbiamo, perché ovviamente se si fa tutto questo è inutile farlo per 10-15 pezzi, quindi in base ovviamente al forno, alle macchine tuffanti che si hanno, si impastano almeno dai 50 ai 100-120 pezzi. Quindi nel mio caso avevo 4 infornate da 30 pezzi l'uno, iniziavo alle 4 del pomeriggio, finivo alle 8:30, 9 della sera e l'indomani mattina ero pronto alle 5, alle 4:30 con nuovamente il secondo. Quindi ecco perché prima vi ho detto ci sono 4 settimane, ma sono 4 settimane un po' strane per noi. Dopodiché, appunto, come ha detto Stefano, dopo che appunto viene cotto, viene messo a testa in giù e viene lasciato fino al mattino seguente, oppure ovviamente fino alle 4, alle 5 del mattino che si rientra in laboratorio e si inizia a insacchettare. Volevo dire anche un'altra cosa. Sono 2 giorni e mezzo importanti. Io ad oggi mi sento di dire che ormai sono 18 anni che faccio panettoni, che faccio il panettone al lievito madre. E vi posso assicurare che ogni anno che passa imparo sempre più una cosa nuova. Ogni anno. Da 18 anni che faccio il panettone, ogni anno c'è sempre quel plus in più che mi insegna qualcosa, ovviamente facendolo. Quindi appunto bisogna avere esperienza. L'esperienza poi si fa ogni anno. Esatto, che la fai facendola di anno in anno. Ma Ogni non anno so, c'è sempre Piero, aggiungo una cosa, non solo di anno in anno, di rinfresco in rinfresco, perché il lievito è una roba viva, cioè noi la guardiamo così, sì, lo rinfreschi, lo metti in cella, in realtà ogni volta che noi ci mettiamo le manine, ogni volta che ci portano un nuovo lotto di farina, ogni volta che l'acqua del sindaco cambia di equilibrio o chissà che cosa, il nostro lievito subisce delle variazioni. Dentro il lievito madre c'è una coltura di batteri, no? Di microrganismi tra lactobacilli e lieviti, che poi non sono lieviti ma sono saccaromiceti, sono funghi, ok? Che vivono in equilibrio finché vivono in equilibrio. Poi come cambia la temperatura, cambia l'idratazione, cambiano le mani che toccano il lievito, perché insomma uno non è che può fare tutto, no? C'è anche dei collaboratori, eccetera. E il lievito ne risente, ok? Quindi poi quando andiamo a fare il panettone ce ne accorgiamo. Uno sbilanciamento ad esempio del lievito sul lattobacilli che sono un pochino più lattici tende a farci un impasto molto più lento, no? Un pochino più lungo, anche più difficile da lavorare. Quando invece è sbilanciato più sulla parte acetica rimane molto più tenace, ok? O se non ci sono abbastanza lieviti all'interno tende ad andare un pochino più lento, ok, e dobbiamo aspettare, e quindi insomma questo è. Però volevo aggiungere una cosa sulla cosa delle 4 settimane di Piero, no? Che sono le mie stesse 4 settimane e noi non ci incontriamo in quelle 4 settimane, ok? Ognuno è chiuso nella propria gabbia. Oggi ci siamo visti e ci siamo abbracciati. Siamo abbracciati e abbiamo detto finalmente è finito Natale. È finito. Non è ancora finito perché Alessandra ha pensato bene di invitarci qua. No, scherzo, grazie dell'opportunità. Perché 4 settimane? Uno dice, vabbè, ma scusa, parto a ottobre a fare i panettoni, no? Parto a ottobre, me ne faccio 20, poi altri 20, poi altri 20. No, questo è quello che fanno, no? Quelli che utilizzano i conservanti, che utilizzano i preparati, che utilizzano... non sappiamo cosa utilizzano, io non saprei cosa utilizzare, a dire la verità, per far durare un panettone più di un mese. Sì, infatti Qui. se dovessi farlo al lievito di birra non Ma lo so fare. a parte il lievito di birra, no, è proprio che ci sono sì, delle sì, sostanze interessanti che possono essere messe all'interno del panettone e farlo durare fino a Pasqua dell'anno dopo, no? E vabbè, ne avete prova probabilmente quando guardate gli scaffali, eccetera, eccetera. Un panettone artigianale, oltre all'impegno, al costo, eccetera, eccetera, non ha conservanti. Cioè l'unico conservante naturale che ha è il lievito madre, che è un antimuffa per definizione, lo mantiene all'interno umido, e poi le altre sostanze che ci mettiamo, quindi il burro, la frutta, che anche loro mantengono l'umidità, eccetera. Dopodiché, non essendoci enzimi aggiunti, non essendoci
altri conservanti, inevitabilmente un panettone artigianale, anche quello più costoso al mondo, che non contiene ovviamente conservanti, è soggetto all'invecchiamento, quindi alla retrogradazione degli amidi, all'indurimento. Ecco. Poi può durare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, sì, noi facciamo gli esperimenti, ogni volta ce ne conserviamo 2 o 3 che assaggiamo dopo mesi per vedere se hanno sviluppato muffe o altre cose. È ancora mangiabile? Sì, però è asciutto, ok? Magari al naso è anche interessante, però un panettone venduto, non so quanto lo vendi tu, però diciamo che mediamente costa una quarantina di euro, ok? Esatto, quello. Più o meno, insomma, io lo vendo a 48 al chilo, però lo faccio più piccolini, quindi costa un po' meno, però il prezzo più o meno è quello di un panettone artigianale, ok? Lo vendi a quel prezzo e poi no, il cliente lo trova asciutto, secco, così non va bene, giusto? E allora noi ci facciamo il mazzo dal 5 di dicembre o dal 3 di dicembre per dare un prodotto che il giorno di Natale, ma anche a Santo Stefano, ma anche a Capodanno, ma anche alla Befana, sarà ancora molto godibile. Quindi 4 settimane di fuoco, le 4 settimane Dal di primo fuoco di del dicembre, panettone. proprio- Bravo Piero, grande, così si fa. Allora, iniziamo già a dare, visto che l'abbiamo già iniziato a No, tagliare. vorrei o fare, vuoi- se sei d'accordo, Sì? vorrei fare questa cosa. Siccome abbiamo parlato di ingredienti, abbiamo parlato di lievito madre, no? Di queste cose che sono quelle che caratterizzano, al di là del fatto che Piero ed io oggi abbiamo parlato 2 gusti che non c'entrano niente col panettone tradizionale, no? Però io ho portato gli ingredienti che si usano normalmente per fare un panettone artigianale, tradizionale, diciamo, di buon livello. E quindi ho portato di sicuro la vaniglia, tutti i tipi di vaniglia, noi ne usiamo tante, quindi le ho portate tutte quante. E c'è anche l'etichettina, potete anche toccarle perché quelle poi le disinfettiamo in forno. E poi ho portato anche un altro po' di ingredienti, quali il burro, che è la base del panettone, fondamentalmente c'è una quantità industriale. Non so tu a che percentuale sei arrivato, io sono arrivato a una buona percentuale. Sì, anch'io una bella percentuale, ma oltre anche al burro è importante anche sulla frutta arrivare anche Certo. a una percentuale Alta, certo. alta. Quindi ho cercato un giusto compromesso tra frutta e burro. Sono d'accordo con te. Facciamo passare tutto. Sì, Si può svelare il segreto? Certo, certo. Guarda, su 100, un panettone da 1 chilo, nel mio caso 200 grammi di farina, 200 grammi di burro circa, 200 grammi di frutta, ok? E poi tuorli e zucchero bilanciati tra loro. Quindi se mi chiedi quanto burro, 20%. Vai, vai, fate... Ah, ok. Questo è il mio aroma. sì, questo appunto aroma panettone che viene preparato grazie alla fusione di, diciamo, da quello che sto sentendo, un po' gli aromi, diciamo, agrumi. Quindi abbiamo arancia, limone, Arancia, buccia d'arancia, il buccia di miele, limone, sento del miele. miele. Quindi si prepara questo mix, diciamo, aromatico, dove si vanno un po' tutti i sapori ad unire, insieme anche alla vaniglia ovviamente, e poi viene messo anche nel burro. E ovviamente il burro tende a dare anche un valore aggiunto poi al prodotto finito, quindi aggiungere Cedro. sempre gli aromi ai grassi, questa è una delle regole principali. Steffi. Ah, scusa. Ah, passi. Tu ce l'hai. Ehi, Ce l'hai. Che è a posto. successo? Ah, Ho ok. fatto male qualcuno, no? Sono io che sto innescando? Prego, fatelo passare e poi Sì, la passatelo cosa anche dietro. importante è aprire una busta Sì, certo. e metterci il naso dentro, ti deve già sprigionare
quel quella voglia di iniziare ad affettarlo. Quindi è una cosa molto molto importante nel panettone. Sì, sì, questa è l'arancia, l'uvetta, il burro l'hai già passato. Ok, queste cose poi le spostiamo così. Ragazzi, vi volevo raccontare anche un altro aneddoto, no? Perché prima abbiamo parlato di panettone tradizionale. Allora, il panettone nasce a casa dei panettieri nella storia, perché il panettone era un pane ricco da colazione, ok? Veniva fatto proprio come una pagnotta, quindi nella storia è quello. Dopodiché due pasticceri illuminati, che si chiamano signor Motta e signor Alemagna, ok? Se ne sono appropriati nella loro pasticceria giustamente e hanno iniziato a produrre panettoni. Ma la forma che gli dava il panettiere non è che gli piacesse tanto, perché quando iniziavano a infornarli si toccavano tra loro e quindi poi no, si baciavano, si dice, quindi non andavano tanto bene. Quindi cosa hanno deciso di fare? Di mettergli una striscia di carta forno e di pinzarla, ok? E quindi sto panettone in forno era costretto ad andare verso l'alto e non più verso il ma andando verso l'alto quando una volta tirato fuori si accasciava, ok? E allora proprio nel primo esperimento mettevano dei coni, ok? Tipo questi, sopra il panettone e lo giravano, ok? E sti panettoni uscivano tipo trullo, ok, pugliese, così. È vero, è tutto vero, eh? Non l'ho inventata io sta cosa. Poi finalmente si è capito che infilzandoli e girandoli al contrario si otteneva lo stesso risultato e si riusciva anche a tenere una bella cupola così rotonda, insomma, una cosina carina. Però, ecco, quando noi parliamo di panettone tradizionale, in realtà stiamo parlando di un panettone che risale agli anni 60, ok? Come il Pandoro ad albero con la sezione a stella l'ha inventato Paluani, ok? Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché anche il Pandoro nasceva come una pagnotta, come la fugassa, poi come la dopo fugassa veneta, che è una cosa si è così. dovuto un po' Quindi noi oggi che distinguerlo. siamo, capito, gli artigiani che fanno così, però paradossalmente usiamo le forme della grande industria, però vabbè, è giusto un aneddoto. Allora, io inizierei a darlo, visto che allora, un'altra cosa importante del panettone, dopo che viene tagliato, non può rimanere troppo tempo all'aria, appunto perché, come diceva Stefano, non avendo conservanti, sono tutti prodotti naturali, è un prodotto che non deve stare troppo all'aria. Ecco perché è importante, anche quando affettate un panettone, se avete metà del vostro utilizzo, l'altra metà vi consiglio subito di metterla in sacchetto e chiuderlo nuovamente e ovviamente si riesce a conservare molto molto meglio, mentre se viene lasciato per 2 ore una fetta di panettone ovviamente all'aria tenderà ad asciugare per forza di cose, perché appunto non avendo conservanti, avendo tutti ingredienti comunque naturali, tende ad asciugarsi. Faccio Vai, vedere. vai. Vai. Tanto. Così io taglio anche l'altro. Iniziamo a distribuire e vi chiederei di non mangiarlo però, Alessandra, perché abbiamo due parole da mangiando dirvi. Se anche riuscite a resistere, va pezzettino. bene? volevo fare due domande velocemente. Scusate se vi rompo le scatole. Vai, vai. Allora, una è se c'è un trucco, mi sa che c'è, per capire se il prodotto è senza conservanti o meno. Leggere l'etichetta. A di parte sicuro. quello, dai, dai che ce lo devi dire che Allora, è la data di interessante. scadenza. Dai, no, c'è il normalmente trucco, dai. se contiene dei monogliceridi, Sì. cioè cosa che normalmente utilizza l'industria, normalmente si inizia a sentire un pizzichio in gola, un leggero pizzichio in gola, difficile da spiegare, Ma no, però si inizia a sentire questo piccolo vuol dire che contiene dei monogliceridi, che sono i conservanti che normalmente utilizza l'industria. Esatto, e danno un pizzicore qui alla fine della bocca, insomma, della lingua, qua dietro. Si sente così. C'era. Ah, cioè, questo era quello che volevi. No, perché è interessante secondo me Molto. riuscire a arrivare a capire un po' di più come vengono fatte le cose.
L'altra questione è relativa appunto a prodotti come panettone e pandoro, che mi sembra che voi, anche quelli che hanno rispetto al tradizionale, fate l'impasto con tutti gli ingredienti che poi si possono vedere in etichetta. Alcune industrie, alcuni produttori fanno quelli farciti. Sì. Ecco, che cosa ne pensate di questi prodotti farciti? Perché no? Nel senso, io preferisco non farcirli Sono perché d'accordo. le creme tendono in qualche modo un po' ad asciugare, poi comunque le creme contengono dei conservanti inevitabilmente e quindi l'effetto che danno all'interno, io preferisco vendere il panettone e la sac à poche di crema a parte, sottovuoto, in modo che il cliente quando vuole godere del prodotto se lo farcisce a casa sua. E qui si apre tutto un mondo, no? Cioè il panettone, qual è il panettone? Il panettone, per chiamarsi panettone, dovrebbe essere solo quello tradizionale. In realtà è così, cioè i NAS se ti controllano che tu chiami panettone una roba che non è il panettone da disciplinare potrebbero contestartelo, ok? Ormai parliamo di panettone come di qualsiasi grande lievitato natalizio e via, ce ne freghiamo un pochino. La cosa bella del panettone comunque, che al di là di quello classico che per me rimane sempre il più interessante, è che ci permette di giocare con la fantasia, no? E fare tante cose, quindi gusti diversi. Piero, Esatto, cosa hai portato oggi? quest'anno abbiamo portato impasto al caffè, cubetto di pera e del cioccolato bianco che si scioglie ovviamente nell'impasto al caffè. Normalmente io preferisco prediligere sempre un gusto classico e ogni anno mi piace cambiare sempre mettendo un gusto nuovo. Ecco perché quest'anno, oltre al classico ovviamente, abbiamo portato questo qui che è impasto al caffè, cioccolato bianco sciolto appunto nell'impasto e cubetti di pera. Interessante, poi lo assaggiamo. Tienimene una fettina. Assolutamente. Io ne faccio tanti invece da sempre perché, però dall'anno prossimo credo che stringerò perché sta diventando molto Sta diventando più impegnativo. impegnativo, esatto. E vi dico, alla fine proprio della stagione, quindi avevo quasi finito le mie 4 settimane di delirio, e partecipando a un evento proprio con Alessandra, così si parlava di sardità, no? Perché uno dice il panettone è sardo, poi alla fine facciamo gusti che sono nazionali, no? Bene o male. E anche gli ingredienti, insomma, di sardo ci mettiamo ben poco, forse il miele, non so, perché arriva tutto un pochino da fuori. E niente, parlando di sardo, mi è venuto in mente di usare la sapa. Cosa c'è di più sardo della sapa? Ok? Che cos'è? Non solo, il dolce natalizio per eccellenza in Sardegna, prima del panettone, è il pane sapa. È sempre stato il pane sapa. Noi abbiamo sempre avuto quello e quindi ho detto perché non metterlo nel panettone? E quindi ho fatto questo panettone dove ovviamente ho messo anche tutte le spezie tipiche del pane sapa più qualcuna in più, perché ovviamente insomma poi sperimentiamo, poi ho messo le noci e ho messo i fichi canditi, non secchi, ok? Vabbè, poi mi direte dopo che ce l'avete tutti quanti, vi diamo magari qualche dritta sulla degustazione. Non si può? No, lo puoi odorare. Alyosha, lo puoi odorare proprio come vuoi e dura anche di più se lo odori e basta. Assolutamente sì. Grazie. Sapa. Quindi la sapa è dentro l'impasto e assieme a tutte le spezie, all'emulsione di burro, eccetera, eccetera. Ci sono anche uova qui, uova intere, non soltanto tuorli. Poi ripeto le speziette che vi ho detto e poi noci, fichi e uvetta. Alla fine
questa cosa poi l'abbiamo fatta. Allora, trovare la sapa in Sardegna non è facile, paradossalmente, o meglio, non è facile trovare quella certificata, diciamo, vendibile, con etichetta, mettiamola così, perché la sapa la fanno tutti, però poi alla fine solo che noi che dobbiamo vendere, come facciamo? Che non possiamo tracciare l'ingrediente che c'è dentro, seppure sia della nostra tradizione. Quindi io ho chiesto a uno dei più grandi produttori di vino che abbiamo in Sardegna, nonché sono nostri amici, gli ho detto ragazzi, ma non è che mi date un po' di sapa? Ho chiesto ad Argiolas, per intenderci, ok? E quindi niente, il prodotto che andiamo a proporre è proprio il panettone con la sapa, impastato con la sapa di Argiolas, e lo vendiamo con la bottiglietta di sapa. Lo vendiamo insieme, in bundle, indissolubile, o così o niente. Costa una fucilata, ma ragazzi, solo la bottiglietta di sapa costa 20 euro, quindi immaginatevi quanto costa il totale. Ed è quella che c'è qua dentro. Okay. Ovviamente in tiratura limitata, ne abbiamo fatto pochi, così. Però oggi ci tenevo a portare quello piuttosto che il tradizionale, insomma, una novità. Magari i panettoni avete mangiato fin Esatto. troppi, non ce la fate più. Quanti piatti mancano? Ale? Beh, certo. 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 Ne abbiamo. E poi tocca a noi. Tocca a noi che vi diamo anche... Allora, un po' di note sulla degustazione del panettone, no? Allora, intanto come capire se un panettone è uscito bene, è uscito male, noi molte volte lo tagliamo, intanto bisogna vedere la cottura, ok? Se un panettone è cotto bene non dovrebbe avere dei punti in cui si rincolla, ad esempio nella cupola, sul fondo. Può anche succedere questa cosa, perché quando inforni in maniera artigianale magari un panettone è vicino a un altro, si toccano, quindi qualcuno che ha qualche problema di cottura potrebbe anche averlo, perché poi noi non dimentichiamoci che cuociamo fino a raggiungere al cuore i 92 gradi, 93, Sì. 94, però cerchiamo di tenerci bassi, perché ogni grado in più è acqua che perdiamo, ogni acqua che perdiamo è un giorno in meno di shelf life del prodotto, quindi è proprio, si gioca sul filo del rasoio, no? Volevo aggiungere una cosa, Stefano, di Prego. questo appunto è importante vedere anche quando si taglia un panettone la cottura, appunto, come diceva Stefano. Molte volte si ha la sensazione che la parte sia della cupola tende leggermente a schiacciarsi. Allora, se è in parte proprio minima, cosa voglio dire? Che nel momento in cui io, se ora tagliassi un panettone, dovrei avere una fetta più o meno così. Questa parte qui potrebbe, ogni tanto la potreste trovare leggermente schiacciata. Questo non è il difetto che parlava Stefano. Il difetto che parlava Stefano è quando si vede proprio una parte, la parte della, diciamo, la parte esterna, che tende proprio Diventa un callo. esatto. Mentre calloso. se questa parte qui leggermente tende un po' a schiacciarsi, è dovuto comunque a un panettone artigianale che è stato sì a testa in giù, è cotto comunque bene a 92-93 gradi al cuore, però capita che dopo 2-3 settimane, ovviamente se voi vedete un panettone appena cotto, lo vedete dopo 2-3 settimane, il panettone inizia a perdere un po' di volume, inizia un po' ad abbassarsi. Quindi ovviamente questa è dovuta all'umidità che è presente all'interno del panettone, alla lievitazione, all'utilizzo degli ingredienti comunque appunto grassi, quindi tende un po' a perdere volume. Ecco perché si forma poi quella piccola parte che tende a schiacciarsi. Quello non è appunto perché è crudo, ma semplicemente perché appunto il panettone, il volume E del poi panettone tende lo un po'... capite anche dal colore della crosta, Esatto, no? Perché che la deve crosta essere una bella... nocciola, color nocciola, deve avere anche un certo, vedete, un paio di millimetri, questi sono due panettoni completamente diversi, ok? Eppure le caratteristiche di cottura ce l'hanno tutte.
Poi un'altra cosa caratteristica del panettone è l'alveolatura. Quello che trovate in un panettone classico, che dovrebbe essere, se è fatto a regola d'arte, una bella alveolatura allungata, eccetera, eccetera, probabilmente non lo troverete allo stesso modo con panettoni particolari, dove magari ci sono in questo caso la sapa, in questo caso magari il cioccolato, che tendono in qualche modo a non dare la stessa struttura di un panettone classico, ok? Però noi dobbiamo essere in grado di capire perché se trovassimo un panettone classico che magari ha un interno non alveolato, compatto, tortoso, lì ci sono stati dei problemi, ok? Assolutamente. Quando invece un panettone speciale, come in questo caso, dove all'interno, che l'alveolo c'è comunque, anche qui l'alveolo c'è comunque, eccetera, ma ci sono anche elementi, il cioccolato bianco, che dà queste caratteristiche, la frutta, tanta frutta, appesantisce, Ovviamente, eccetera, esatto, eccetera. più frutta si mette più tende ad appesantirsi, più grasso si mette più tende ad Esatto. appesantirsi. Poi Non i so se- profumi, Ovviamente i profumi sono fondamentali. questi sono dichiarati odore di pane sapa, proprio. Vabbè, ora lo facciamo assaggiare, però se no iniziano... Certo, assaggiatelo. Un'altra cosa, avendo un così tanto contenuto di burro, se voi tenete un panettone in una stanza a 15 gradi, il burro si indurisce e il panettone sembrerà così. Quindi se gli date una stemperatina, male non gli fa. Non Esatto. scaldatelo troppo perché sennò perdete complessità olfattiva. Normalmente Però- anch'io do questo consiglio perché alla fine cosa c'è? C'è una grossa percentuale di burro. Se noi lo teniamo e deve essere conservato il panettone in un posto fresco e asciutto, bisogna conservarlo a 18 gradi. Però Io assaggio. nel momento in cui deve essere il suo. degustato, se noi lo mangiamo a 18 gradi, il burro a 18 gradi è solido, ok? Cioè non è diciamo cremoso. Quindi cosa conviene fare prima di degustarlo? O lasciarlo 24 ore prima ad una temperatura più alta, quindi 24 ore è più che sufficiente, non deve rimanere per 3 settimane a tipo a 26 gradi, a 27 gradi. Se rimane un giorno va benissimo. Se invece deve rimanere 3 settimane poi iniziano ad avere problemi ovviamente perché quel prodotto tenderà ad asciugare. Quindi 24 ore prima va bene portarlo ad una temperatura che è più calda, oppure se non si ha questa possibilità prendere il panettone con tutto il sacchetto, accendere il vostro forno di casa a 30-40 gradi, spegnerlo, con tutto il sacchetto lo mettete all'interno, lo lasciate lì una mezz'oretta, 20 minuti, giusto che i grassi tendano un po' a stemperarsi, non deve fare nient'altro. Quindi di conseguenza poi potete prendere il panettone per poterlo degustare al meglio. Io il tuo l'ho assaggiato, molto buono. Ora lo assaggio anch'io. Assaggia questo. Com'è? Buono. Impressioni? Si sente molto il cioccolato bianco anche nel tuo. Buonissimo questo. Ti piace? Buono. Molto buono. Interessante, vero? Anche io mi sono stupito. Era il primo anno che lo facevo. Ah, questo è il primo anno? No, buono. Ho fatto la prima volta, ho detto vabbè, intanto vediamo se si impasta. Perché la sapa è una brutta bestia. È uscito bene, ho detto lo rifacciamo, ma ne ho fatto 40 in tutto, 20 più 20. Com'è? Vi sentite un po' più sardi adesso? Champagne? No. Moscato? Hai un fazzolettino da qualche parte? Qui. Sto cercando la mia bottiglietta d'acqua che ho preso prima. Avete domande? A parte ridatemi la vaniglia. Sapete quanto costa la vaniglia? Avete idea? Allora, ci sono vari prezzi, ovviamente. Qui ve ne ho messo varie, non so se le avete viste. C'è la pompona, perché io ne uso, mi piace mischiarle in base alla complessità olfattiva di ogni vaniglia. C'è una vaniglia come questa, così gigante, o come questa qui. No, questa è questa è dell'Uganda.
A me piacciono molto, quindi ne ordino sempre un sacco e poi le miscelo. C'è questa in particolare, è proprio questa infatti, è lei. Questa qui è selezionata da un signore che si chiama Alena Bell. Questo vince ogni anno le gold medal per la miglior vaniglia, la Bora Bora, sono tutte tahitiensis, ok? Cioè, pesa, non so quanto pesa, non so se avete presente, magari voi la comprate nelle cosettine di vetro, capito? Secche secche, somigliano più a queste, ok? Invece guardate questa qui, che roba. Questa solo a portarla costa 600-700 euro al chilo. Ogni varietà ha una forma. Ha un prezzo e e una ha anche un caratteristica. prezzo, ovviamente, perché il prezzo di questa appunto dovrebbe essere una Tahiti, ha un peso anche diverso rispetto a una Bourbon, che di conseguenza ha un altro peso. Quindi anche ogni tipologia di vaniglia ha una varietà ed ha anche una profumazione differente. Cioè, se noi sentiamo una profumazione di una Tahiti che è molto più bella strong, cioè la Tahiti basterebbe veramente metterne forse la proporzione 1 a 3 rispetto a una Bourbon, cioè per arrivare ad avere un sapore che poi non sarà mai lo stesso sapore, però come diciamo intensità dobbiamo mettere 3 vaniglie Bourbon rispetto a una Tahiti. Quindi ovviamente il prezzo è differente da una Bourbon a una Tahiti, quindi va tutto di conseguenza. Avete provato a sentire il profumo delle diverse vaniglie? Sì. No? Allora ve le faccio Facciamo un altro giro. Sì. Eccoci. Sorriso da vaniglia? No, anche tu, vieni, No, vabbè. fanne una anche a lui. No, che siamo belli. Chi è curioso di sentire le differenze? Si sente fino a qua, proprio ora solo che l'hai passata sotto il naso. Allora, questa è la Tahiti. Ok, la Tahiti che vi dicevo. Guarda com'è cicciona. Anche questa è una Tahiti, un po' più economica però. Allora, la Tahiti come caratteristica ha questa nota di anice, questa nota di confetto, ok? La Bourbon invece ha delle C'è note anche il bis, se volete. diverse, ha note più di liquidizia. Questo. Poi come sono morbide. Quelle nell'astuccino sono secche. Sono secche. Sono secche perché vengono conservate anche nel supermercato. Normalmente voi le trovate nello scaffale, ma è un errore conservare la vaniglia nello scaffale. Senti, Perché questa è tenderebbe a ancora seccarsi. diversa, questa. Normalmente la vaniglia va conservata o in frigorifero o in congelatore e senti, deve essere poi, quando deve essere utilizzata, poi va stemperata e di conseguenza poi messa questa è all'interno. ancora Però se noi diversa. lasciamo un baccello di vaniglia Questa è all'aria Uganda, per 3 questa è settimane, africana. 4 settimane, tenderà a perdere tutti i suoi valori comunque, quindi tenderà ad asciugarsi. Quindi Sembra- non avremo mai la stessa cosa quando capisce avremo un che è baccello vaniglia, umido. però se Ecco le perché, senti non a so fianco perché ti ancora, accorgi. non so cosa fanno, ma mettono veramente, lo mettono, non lo so, a temperatura, non lo so, però è un errore lasciarlo a temperatura ambiente. L'interno. Si usa l'interno. E però, allora, la vaniglia è come il maiale, ragazzi, non si butta niente. È vero che costa una fucilata, però non si butta niente. Vale. Perché la parte interna, praticamente, vi interessava? Ciao. La parte interna praticamente si incide con un coltellino, no? Si raschia la parte interna dove ci sono tutti i semini e questa gelatinina così, che è quella che forse avete visto anche qui nella Roma Panettone, vedete quelle cosine nere così. I puntini neri sono i semini che ci sono dentro il baccello, ma poi c'è questa parte gelatinosa
in queste pregiate, quelle del supermercato, la parte gelatinosa si è persa. E va bene. Poi la buccia, cioè il baccello vero e proprio anche si può utilizzare per le creme, in infusione nel latte, oppure si può fare uno sciroppo di glucosio, infilarlo dentro e usare quello per aromatizzare. E dopo che è stato sfruttato, risfruttato, si fa essiccare al forno, si macina finemente, si ottiene una polverina che si può usare anche quella nei biscotti, in una frolla o Zucchero pasticcere, lo vanigliato, dica per lei, esempio, io sono appunto quello che lievitino. diceva Stefano, non si butta nulla, perché Butta nulla. ovviamente come si apre la vaniglia? Partiamo da qua. Si prende la vaniglia, si incide nel centro, quindi si taglia a metà, si aprono i due estremi e si graffia con un coltello liscio tutta la parte interna. Ovviamente rimarrebbe il baccello, che sono due gli utilizzi, perché ripeto, ha un costo così alto che non si deve buttare nulla. Quindi o si può mettere ad infusione, quindi se facciamo, che ne so, una crema pasticcera, quando mettiamo il latte a bollire, possiamo mettere il baccello di vaniglia in infusione, oppure si può mettere ad essiccare, appunto come diceva Stefano. Nel momento in cui si mette ad essiccare, quindi abbiamo il nostro baccello, che lo lasciamo a 40 gradi circa, quindi diventa secco, completamente secco dopo un bel po' di giorni. Quindi quel baccello lì, una parte di baccelli di vaniglia, una parte di zucchero a velo, si frullano insieme e si ha lo zucchero vanigliato, che può essere utilizzato in biscotti, in dolci e ovviamente non si butta nulla perché comunque pandoro. ha un gran profumo di vaniglia anche, quindi si riesce a Certo, recuperare. non è come lo zucchero vanigliato che ci vendono, Ovviamente che è quella è bianco, vanillina. quella è vanillina. Quella è vanillina. Quello è lo zucchero vanigliato artigianale, è quello che Quello vi ho che appena vanigliamo noi, che vi che ho appena magari hai spiegato. io che metto nel pandoro, metto il sacchettino di zucchero vanigliato da me, c'ha tutti i puntini neri, no? La gente mi chiede come mai, appunto, perché c'è questo, c'è la polvere di vaniglia, quindi sembra che è un po' grigetto, ecco, non è proprio bianco. Domande in generale sul panettone, sul lievito madre, su cosa. Allora, io vi ho scritto un po' come nasce il lievito madre. Come nasce il lievito madre? Può avvenire in tre modi, diciamo, sono i più utilizzati. Il primo, farina e una frutta essenzialmente acida, che può essere una mela, un'uva, un frutto. Secondo metodo, farina, un altro elemento acido che può essere lo yogurt. Oppure un'altra tipologia di utilizzo, se non vogliamo utilizzare una frutta, è l'utilizzo di una farina particolare. Farine che hanno all'interno, che sono molto ricche da un punto di vista enzimatico, che ci danno ossigeno per poter formare il nostro lievito. Quindi abbiamo tre modi per formare il nostro lievito madre. Però una cosa importante da non sottovalutare è che un lievito troppo giovane difficilmente arriva a farti avere un prodotto così in poco tempo. Cosa voglio dire? Il lievito madre si dice che più sono vecchi e meglio è, perché appunto hanno sviluppato delle acidità lattiche e acetiche importanti che ti consentono di avere questo equilibrio, perché all'interno del lievito madre ci sono i due batteri, acetici e lattici, e loro devono andare di pari passo. Il lattico serve per fare alzare il volume del panettone, l'acetico serve per dare quell'acidità che a noi serve all'interno del panettone, che è quello che poi ci aiuta a non farlo anche asciugare a lungo andare, cosa che se noi mettessimo il lievito di birra tenderebbe ad asciugarsi nel giro di pochi giorni, forse 2 o 3 giorni. Questo qui invece ci consente un panettone artigianale di essere vivo, diciamo un panettone vero, artigianale, senza l'uso di conservanti, dura 3-4 settimane al massimo. Ecco perché partiamo dal 1° di dicembre e non ci fermiamo più e cerchiamo di avere un prodotto comunque estremamente qualitativo fino alla fine dell'anno. Quindi il lievito madre
è importante sì partire, però per fare dei grandi lievitati è consigliabile un lievito che comunque ha diversi anni di maturazione. Se invece vogliamo fare un pane, un piccolo lievitato, un croissant a lievito madre, una brioche, possiamo anche utilizzare un lievito che magari è meno maturo. Riusciamo, allora, avete presente quando vi ho parlato degli starter? Per quanto riguarda il panettone dobbiamo fare 3 starter. Per quanto riguarda un piccolo lievitato come un croissant, ci dobbiamo fermare a 2. Per quanto riguarda un pane, poi ovviamente ognuno ha le proprie tecniche, modi di utilizzo del lievito, si può fermare anche al primo starter. Ecco perché non hai bisogno di questa maturità così importante come il panettone, che si deve arrivare a 3 starter. E quindi dopo il primo starter si può già impastare il panettone. Dopo il secondo starter, piccoli lievitati, pane. Secondo starter, piccoli lievitati, croissant, brioche, veneziane. Terzo starter, panettone. Sì. Volevo chiedere, ma che tipo di farina si usa? Non Cioè, si può ci sono dire. le vari tipi Questa di è l'unica forza. cosa che non si può dire. Vabbè. Allora, la farina deve essere una farina che ha una forza importante. Cosa vuol dire? Che ha all'interno proteine che vanno dal 14 al 15% circa. Quindi, per intenderci, non deve essere una farina tipo da frolla, che ha una presenza di proteine bassa, che normalmente va dal 10 all'11%, e ha quindi, diciamo, non bisogna stimolare il glutine, mentre nel panettone abbiamo bisogno di una farina forte, quindi che va dai 3,80 ai 400 di W. Quindi ricca di proteine. Quindi, abbiamo finito. Grazie. Grazie. Grazie per, Esatto. per essere qui, per essere stati qui con noi a cambiare un po', a passare una giornata diversa, dai, perché ci voleva dopo questo bel periodo. Dopo queste quindi, vacanze ci voleva vacanze. un'altra panettonata. Grazie Stefano. Grazie a te Piero, sempre un piacere.